Zaia diceva che i ristori debbano essere puramente nazionali. Emilia-Romagna e Lombardia in questi mesi hanno messo soldi propri per ristori e indennizi. Perché l'hanno fatto? Anche qui mi viene in soccorso Zaia perché l'ha spiegato lui, dicendo che negli ultimi 10 anni il Veneto non ha mai applicato l'addizionale IRPEF, la famosa storia del Veneto tax free, e quindi si è ritrovato sostanzialmente senza le risorse economiche per fare questo intervento, tanto che Zaia, sempre tra il serio del faccetto, in una conferenza stampa di un mese fa ha detto: forse ho fatto l'errore più grave della mia vita, perché se avessi messo l'edizione IRPEF oggi avrei i soldi per intervenire, cosa che non posso fare. In questo momento sarebbero serviti, ma ripeto, non l'ho mica detto io, l'ha detto Zaia, avendoli messi, e l'ha detto Calzavari in aula in Consiglio regionale, li avessimo avuti, oggi sarebbero serviti ad aiutare proprio chi è più in difficoltà, le piccole imprese, i commercianti, i lavoratori in difficoltà. Quei soldi oggi non ci sono, quindi è evidente che se c'è una chiusura nazionale i ristori li mette il governo, ma se a un certo punto servono ulteriori restrizioni di carattere regionale e la regione le mette di par suo, a quel punto una regione grande come il Veneto ha la forza economica per mettere ristori, indennizi e interventi suoi, perché sennò ha sempre le mani legate e dobbiamo aspettare Roma.